Il futuro del Veneto è nelle mani dei veneti e quindi nelle mani anche di Zaia, o soprattutto di Zaia. Chi si aspettava il lancio di un candidato presidente di Fratelli d'Italia o quantomeno un'ipoteca politica su Palazzo Balbi è rimasto deluso. Da Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato e colonnello meloniano, non solo sono uscite parole al miele nei confronti del presidente Luca Zaia, ma anche un riferimento abbastanza esplicito, seppure non espresso, al nodo giuridico del terzo mandato. Così il presidente del Senato si è espresso dal palco del Salone Nautico. Tra i migliori governatori delle mie regioni sicuramente Zaia, riconoscono tutti i partiti della coalizione e c'è un problema giuridico di capire come poter continuare ad avvalersi ai massimi livelli l'Italia di Zaia, e io credo che una soluzione bisognerà trovarla col suo accordo, con la sua volontà, e quindi Zaia sicuramente una risorsa non solo per il Veneto ma per l'Italia. Insomma, una soluzione si trova, fa intendere La Russa, a pochi giorni dalle aperture proprio sul terzo mandato di Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, altri meloniani di ferro e di prima fila. Tre indizi politici che fanno una prova, dice già qualcuno nel centrodestra. Lo stesso Zaia la scorsa settimana aveva fatto notare che ci sarebbero i tempi tecnici per una modifica legislativa prima delle elezioni d'autunno. Il nodo è cruciale e La Russa lo sa bene. Venezia è un bene dell'Italia, quindi sia qui sia in un altro posto, chi è a Venezia sa che è nel cuore dell'Italia ed è il cuore dell'Italia.